Euroregione.news. Udine, turismo in special buy. William Del Negro, presidente di Io Ci Vado APS, ci ha presentato i nuovi sistemi di mobilità sostenibile anche in occasione di Friuli Doc. Friuli Doc, per la prima volta Io Ci Vado era presente quest'anno con le biciclette inclusive che Io Ci Vado, del center di Remove, una società italiana che promuove la mobilità inclusiva e commercializza queste bici che sono adatte a tutti quanti, a persone con disabilità, chi è in carrozzina, ad anziani, a bambini. Sono delle bici molto divertenti che permettono appunto di socializzare e vivere un po' le esperienze sia cittadine sia anche escursionistiche in modo diverso e soprattutto per tutti. Noi eravamo ai piedi del castello, vicino all'infopoint di Promoturismo. È stata una bella esperienza, molte persone si sono avvicinate a noi per provare questi mezzi e fare un giro della città. Abbiamo iniziato giovedì con un progetto sperimentale assieme a Giovanna Tosetto, che è una guida turistica, e all'assessore Marchiò, l'assessore alla mobilità del comune di Udine. Abbiamo sperimentato un giro turistico in bicicletta con due di questi mezzi, uno è nostro dell'associazione, uno è del comune di Udine, quindi quella per trasportare le persone in carrozzina è di proprietà del comune di Udine. E cosa abbiamo fatto? La guida turistica ha spiegato, ha fatto un vero e proprio giro turistico della città, quindi in mezz'oretta siamo riusciti a vedere le cose principali di Udine senza fare fatica. Io ero seduto accanto alla guida che pedalava e sull'altra bici c'era un'altra nostra volontaria con l'assessore. Questo vorremmo che diventasse un nuovo modo di fare turismo, di far vedere la città, perché anche ascoltando la guida turistica ci è stato detto che molte persone anche dalla Germania, dall'Austria sono abituate a venire in Italia con i nonni, con le persone anziane, che spesso queste rinunciano a fare delle visite turistiche perché camminare magari per un'ora, 2 ore può essere faticoso. E quindi noi vorremmo proporre questo nuovo modo di fare turismo, mettendo a disposizione le nostre bici. Appunto una ce l'ha il comune, vorremmo riuscire ad acquisirne altre, magari anche altre associazioni possono acquisire dei mezzi, creare una rete di volontari e fare sì che queste bici diventano uno strumento turistico per Udine. Un'altra bella cosa che abbiamo sperimentato e che vorremmo proporre è contro la solitudine. Tante persone anziane si sono avvicinate a noi dicendo: ma che bello poter girare senza prendere l'autobus e andare con queste bici. Abbiamo provato, una signora ci ha chiesto: ma dai, già che siete, mi portate in farmacia, mi portate al tabacchino, ma quando è che potremo farlo? Dove vi trovo che voglio farlo? È più bello che non andare con l'autobus su una bella giornata. Quindi questo progetto anche contro la solitudine per persone anziane e persone con disabilità che hanno difficoltà anche a uscire a fare la spesa potrebbe essere una cosa molto bella. Abbiamo iniziato un dialogo col comune di Udine e c'è stato molto interesse, quindi nelle prossime settimane, adesso passata la festa di Friuli Doc, vorremmo concretizzare, quindi speriamo a breve di poter ritornare da voi con una bella notizia dicendo che il servizio a Udine è attivo, per poi magari proporlo anche in altre città. Siamo quindi sempre alla ricerca di volontari proprio per lanciare questo progetto. Se qualcuno di voi vuole avvicinarsi alla nostra associazione può scriverci info@iocivado.org oppure telefonare allo 0432 163 60 37. Da Remanzacco per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news